Buonasera e benvenuti amici di Funner, ci troviamo sul campo numero 2 del calcio a 5 al circolo sportivo dello Sport City, dove stanno facendo il loro ingresso in campo la compagine dei Camaleonti e quella della Matrix per disputare l'11ª giornata del torneo La Selcetta. In graduatoria vede i padroni di casa quinti a 15 punti e gli ospiti sul terzo gradino del podio a 19 lunghezze. Tenta di portare avanti subito il pallone. Sul numero 8 subito una grande conclusione con un altrettanto bellissimo intervento in calcio d'angolo su Haddadi che poi si era schiavato avanti, aspettava un passaggio, non è così, arriva invece la conclusione del numero 6 per il vantaggio al sesto minuto di gioco della squadra della Matrix. Cambia completamente la fascia, dove Romano ha ricevuto, cerca di accentrarsi, dialoga bene ancora con Vetere, Vetere ancora, buona la triangolazione tra i due, Vetere la conclusione centrale. Vetere aveva battuto subito la rimessa, intanto la palla davanti su Pellegrino che ha spazio, il tiro di sinistro, intercetta il portiere, ma qualche brivido qui, sarà calcio d'angolo. Alla dentro Pellegrino in tap-in, batte ancora il portiere Pagani per il 2-0 al 15esimo. Il passaggio ancora per lui. Vetere allarga su Pellegrino, ancora Vetere, attenzione il numero 7, tiro 3-0 al 20esimo. Vetere. Spiegavano come sarebbe stato meglio concludere quel tiro. Attenzione però Cola Franceschi, si inserisce tiro e stavolta va a realizzare, accorcia le distanze la squadra dei Camaleonti al 23esimo. Si chiedeva l'intervento del direttore di gara per sanzionare un fallo di mano, non è stato così. Ancora i Camaleonti che adesso vengono sotto, ci credo, un tiro ed è bello il gol ancora del giocatore Cola Franceschi al 25esimo, fa 3-2. 3-2, partita bella adesso, viva. Vetere cambia passo, il tiro e la palla che lentamente, dopo essere stata toccata dal portiere, si insacca per il 4-2. La Francesco, l'autore della doppietta, ma dietro il tiro, gol ancora al 25esimo e 40 secondi, 4-3, e con questo gol finisce anche il primo tempo. Repetti che la porta finché può si accentra, poggia a sinistra, il giocatore che controlla il tiro e con calma va a realizzare il pareggio al quarto minuto di gioco dalla ripresa. Squadra della Matrix che subisce il 4 pari, con Vetere che porta palla, allarga molto bene sul Romano, il tiro con le ginocchia, respinge il portiere sull'uscita di Pagani. Attenzione, riceve Romano, si gira il tiro e va a realizzare nell'angolino il nuovo vantaggio al 10° minuto di gioco della Matrix. Marco, vieni Marco. Allarga ancora su Romano, si muove intanto Vetere, riceve palla adesso, viene dentro Pellegrini, pescato bene, la finta, il tiro e per poco la conclusione che fa la barba al palo. Quindi è servito il tempo necessario affinché si freddassero e ricominciassero, e intanto c'è il gol su calcio di rigore per il nuovo pareggio dei Camaleonti. Quindi salgono in cattedra i ragazzi dei Camaleonti, pervenuti al pareggio circa 5 minuti fa e che per poco non hanno sforato il vantaggio, sarebbe stato il primo per loro. Eccolo che arriva in questo istante il vantaggio con il gol di Cola Franceschi, il vantaggio dei Camaleonti. Dietro Cola Franceschi riceve, molto buono il pallone per Repetti, attenzione, la porta è sguarnita, il tiro e il gol, allungano ancora quelli dei Camaleonti e finisce qui con il triplice fischio del direttore di gara. 7-5 per la squadra ospite che si rifà sotto e si porta adesso ad una sola lunghezza dalla squadra della Matrix.